Ci sono veramente tante persone importanti in questo progetto e allora, guarda, se giro il foglio... Vai, ti copro io con la voce. Vedo dei nomi che sono più di 30. Esattamente. Ma chi sono questi nomi che state a chiamare? Sono i nuovi soci, questo per la cronaca, i nuovi soci dell'US Gioiosa. Signor Martino Pedullà. E l'allenatore degli esordienti, Giuseppe Sainato. Istruttore Pulcini, signor Cristian Ierinò. C'è l'istruttore primi calci, Mario Loccisano. Medico sociale, dottor Raffaele Argirò. Il massaggiatore fisioterapista, signor... questo è Regina tu. Igor Wisniewski. Bravo. Perfetto, ammazza tua internazionale. L'applauso a Corrado Gentile che ha indovinato il cognome. Sono poliglotta, ho appena vinto, capito, con i punti dell'arte, un corso di... Allora vado io con l'addetto stampa, signor Daniele Femia. Il consulente legale, avvocato Ferdinando Fera. Responsabile logistica, signori Vincenzo Misili e Rocco Novembre. Il responsabile comunicazione, sì, il signor Filippo Pecci, insieme a Stefano Ciurlè, un binomio della comunicazione. Responsabile impianto sportivo, signor Roberto Geranio. Il responsabile pubbliche relazioni, la signorina Evelyn Candido. Per servirvi. Ma devi scendere e risalire. Sono veramente contento, soprattutto del fatto che i nuovi soci si siano creati e abbiamo potuto semplificare le forze economiche e logistiche, diciamo, della squadra. E sono veramente contento soprattutto perché c'è molta attenzione su questo progetto, anche la vedo in giro dalla gente, tra i nostri compaesani e in giro comunque per i paesi dell'Europa. Sono già tutti molto interessati. Naturalmente io spero tanto nel pizzico di fortuna per la nostra gente, e auguro tutta la fortuna ai nostri calciatori, che poi insomma questo li vedrete. E niente, e ringrazio soprattutto anche i componenti della vecchia società che in questi anni insomma mi hanno dato una mano per poter realizzare e arrivare a questo punto. Grazie. Io sono convinto che in tanti qui stanno pensando, ma chi gli ha fatto fa? No, è vero, è la passione, poi sono stato coinvolto da persone diciamo che credono nel progetto, abbiamo degli obiettivi da raggiungere, quindi pensiamo di fare bene. Questa volevo soltanto, io vi rubo pochissimo tempo perché c'è tanta carne al fuoco. Soltanto aprire una parentesi per dire che questa è una serata per i ragazzi, non è per noi una passerella per noi dirigenti, noi dobbiamo lavorare, diciamo, all'oscuro nel nostro piccolo, è una serata proprio per la presentazione dei ragazzi, soprattutto poi anche del quadro dirigenziale, però i ragazzi devono essere quelli al centro dell'attenzione perché poi saranno quelli che andranno in campo, che daranno i risultati, e noi ci crediamo perché abbiamo formato un gruppo di persone valide, abbiamo puntato soprattutto sulla professionalità, abbiamo declinato alcune proposte di alcuni calciatori che venivano a Gioiosa per fare il bel tempo e il cattivo gioco, come abbiamo detto anche agli organi di stampa qualche giorno fa, quindi crediamo molto in questi ragazzi. Noi speriamo che ci diano dei grandi risultati. Dal punto di vista di immagine e organizzazione, nel nostro piccolo, come vedete, siamo riusciti a organizzare qualcosa pure per la cittadina. Anzi, mi corre l'obbligo di ringraziare calorosamente, a nome di tutta la società perché io la rappresento su questo palco, l'amministrazione comunale capeggiata dal sindaco avvocato Mario Mazza e da tutto il suo staff che ci è stata sempre vicina fino adesso e speriamo pure in seguito, perché la nostra finalità, come voi ben sapete, e i gioiosani lo sanno, è quella di poter realizzare un impianto sportivo a norma, in sintetico, che ci possa dare delle belle soddisfazioni, soprattutto a livello di settore giovanile. Noi abbiamo qualche difficoltà a fare un'affiliazione alla società di Serie A perché ci manca la struttura. Sto tentando in tutti i modi di poter realizzare questo piccolo sogno per dare pure immagine ai ragazzi perché lo meritano, però abbiamo questo piccolo inghippo, diciamo, che speriamo di risolverlo con la partenza dei lavori di ristrutturazione che dovrebbero partire ad aprile del 2010. L'amministrazione ci sta vicino, noi siamo contenti di questo, andiamo di pari passo, loro ci credono sin dall'inizio al nostro progetto, noi ci mettiamo la faccia, poi i ragazzi ci metteranno tutto il cuore e l'orgoglio per poter fare un campionato all'avanguardia e poter portare i colori gloriosi di Gioiosa al calcio che conta. Quanto in una serata così in cui ci si presenta i tifosi, tu cosa ti senti di promettere per la stagione che sta per iniziare? Siamo dei sacrifici Spero di far bene, tutto quello che stanno facendo anche perché mi sono un bel ricordo che a Gioiosa, torno al mio paese, che penso la squadra di prima categoria si può permettere però più di 15 gol. Noi registriamo.
qua, qui c'è il numero 1, passo la parola a lui. Non c'è niente per nessuno. Tu cosa prometti? Io prometto uno stop grande e non si passa. Vietato fumare. In termini numerici? E 13 l'ho subito in 30 partite. Ogni volta l'esperto dire no, quindi ho pensato bene di dire basta perché significa vecchio, quindi alla fine poi ogni tappa fa parte di un percorso preciso. Io il mister lo conosco da tanti anni, non sotto l'aspetto calcistico, però ci lega un'amicizia molto buona e spero di poterla anche implementare dal punto di vista tecnico, anche perché le referenze del mister sono ottime, diciamo, e quindi penso solo di poter imparare qualcosa e di dare un qualcosa in più, che è quello, anche perché sono quello che magari conosce di più il gruppo ed è quello proprio che serviva al mister per poter diciamo anticipare un po' i tempi, che è quello che magari, avendo tante figure nuove, è quello che serve di più, perché a livello tecnico non dobbiamo insegnargli nulla poi alla fine. Grazie mille all'allenatore in seconda, Evelyn. Allora, il preparatore dei portieri, che ha già esordito dicendo non è da tutti fare il portiere, diciamo perché? Ma di solito i portieri sono dei tipi, diciamo, un po' pazzoli in se stesso. Bene, spiegami. Hanno un istinto e una grinta che si distingue, a differenza del giocatore che gioca in avanti. E allora vive da solo in porta, è sempre concentrato rispetto a un giocatore che gioca in avanti. Loro fanno un gioco di collaborazione, non che il portiere non collabora. Però il portiere è sempre lì da solo, soletto, e magari quando si prende il gol tutti subito guardano il portiere perché la squadra ha preso il gol. Allora E quindi è pazzo. sempre la considerazione giusta e avere quel tocco, diciamo, un po' pazzone, diciamo, tra virgolette, di essere forte lui, al di là delle altre situazioni di gioco. Penso sia un pensiero comune, perché Sì, sì, abbiamo ascoltato stamattina questa cosa. No, vabbè, ma i portieri No, sono poi più pazzi. avanti, ma ne avremo testimonianza poi quando la rosa figurati. Appunto, poi. Grazie Ok. al trio delle meraviglie, a cui facciamo un grosso in bocca Grazie a al voi lupo. tre, un applauso. E un da parte del applauso. pubblico di Toyosa. Allora, dunque, lui è il signor Locisano Salvatore, coordinatore settore giovanile e categoria allievi. Ruolo importante. Vediamo perché. Per il settore giovanile è sempre dove i giovani nascono, abbiamo uno staff di 5 che si formano, questi giovani ragazzi pronti per inserirsi nella prima squadra. Io ho questo gravoso compito e ringrazio la società per aver... Domenico Quattrone, allenatore under 18, anche tu hai a che fare con i giovani. Quanto crediamo in questi giovani? Per forza dobbiamo credere tanto, ma Come li prepariamo? spero bene. Dai, non mi dare risposte corte. No, vabbè, così niente, sarà un'esperienza nuova che affronteremo con tutta... Li vedi già volenterosi, come sono? No, ma io ho avuto modo già l'anno scorso di avere un primo contatto, insomma, con i ragazzi e niente, ho avuto delle buone sensazioni e mi auguro quest'anno di poter completare, insomma, portare a termine un buon lavoro che possa, far venire fuori qualche ragazzo. Mario Locisano, scusami, anche tu giochi Gioco, sì, e quindi alleni i primi calci. Quanti anni hanno? dai 5 ai 9 anni. Quindi ancora più sfrenati, possiamo immaginare. Sì, sono abbastanza attivi, diciamo. Ma cosa si fa quando sono così piccoli? Cioè il mio pensiero è questo, cosa si fa? Comincia ad inculcare il gioco del calcio, le regole, ti capisco? Non tanto il gioco del calcio, l'importante per loro è divertirsi. Poi se si divertono imparano anche qualcosa, altrimenti no. Se si divertono, ripeto, si imparano, cominciano a rispettare il compagno come un compagno di squadra, l'allenatore, la figura dell'allenatore, però imparare subito il gioco del calcio ancora forse è troppo presto. Certo, immaginiamo. Va bene, io vi ringrazio, un grande applauso vi giunge dal pubblico di Gioia Saiani, che in bocca al lupo per il vostro lavoro, li accompagniamo con questo applauso all'uscita, ci ha dato un messaggio importante stasera. Mario Locisano ha detto si imparano a divertirsi, il rispetto per l'allenatore, un calcio sano, pulito. Divertimento e valori, no? Perché i bambini è giusto che crescano così. E quindi abbiamo fatto, penso, qui sul palco in questa serata un bello spot per incoraggiare i bambini e i loro genitori a cominciare questa strada del calcio pulito, sano. Poi chissà, ci può anche essere un futuro.